22esima giornata del campionato di Serie A2 Elite Girone A. Di fronte fra pochi istanti le formazioni di Pordenone, Atlanta e Grosseto per un match che si preannuncia tirato e dall'esito incerto. Tutto pronto per il calcio d'inizio. Partiti ora. Si scende per Gurgele. Allarga per il numero 7 Alvaro Mesa e c'è la grande copertura in corner di Marco Vascello. Pordenone che ha l'opportunità di tornare a manovrare. Intanto un cambio anche nel Grosseto. Intanto seguiamo Jean Coren che prova a centrarsi, poi il destro e la sfera che finisce deviata da Tony Hodas sul tentativo di parata di Yakubian. Si sblocca l'incontro, 3 minuti e 40 secondi il gol di Jean Coren a portare in avanti il Pordenone, contrastato da Stendler. Ora litigano un po' i due, si rialzano entrambi. Ora attenzione alla manovra del Grosseto, la grandissima parata di Marco Vascello sul tentativo di tap-in di Tony Hodas, ben assistito da Franchu Garcia. Tony Hodas bloccato da Tilen Stendler che poi prende il pallone, quindi il tentativo di Franchu Garcia deviato. Mezzo al centro per l'irruzione in solitaria dalla sinistra di Franchu Garcia, che riappiana il divario quando sono trascorsi 6 minuti e 10 secondi. Nuovamente parità qui al Palaflora. Non rischia il Grosseto, tiene il possesso, poi salta qui Tony Hodas leggermente trattenuto ma continua ad andare avanti. Poi l'incrocio dei pali, il rilancio in avanti alla ricerca di Schettino che riesce a passare nella sonnecchiata della difesa del Pordenone. È già ripartito il Grosseto però con Tony Hodas, fugge sulla sinistra incontrastato, quindi la palla verso numero 6 Mariani. Partita ricca di ripartenze, non di facilissimo commento in questa fase. Quindi Coren, palla deviata e sporcata a malapena. Perde la sfera Calderone, quindi va in avanti Alvaro Mesa. Palla a Franchu Garcia, la grandissima parata ancora di Vascello che in queste ultime fasi sta tenendo in piedi letteralmente i propri compagni. Il pressing della Bianca induce l'errore il portiere. C'è Gurgele a prendere il pallone, poi della Bianca, scusate era Langella. Una grande parata di Yakubian, tutto pronto per ripartire e si riparte proprio ora col primo pallone del Grosseto. Indietro verso Jean Coren, il destro e il gol, la doppietta di Jean Coren, così come nel primo tempo aveva portato avanti i propri compagni. Prova a rifarlo ora quando sono trascorsi 2 minuti e 57. La botta anche in questo caso che manda in confusione la retroguardia avversaria. Jean Coren che parte ora sulla destra per stendere il palo pienissimo, come dire lo scampatabella. Grosseto ancora con Franchu Garcia, poi il piede a centro area di Roch Gurgele che trova ancora Alvaro Mesa. Ancora Tony Hodas, il filtrante per Schettino, e che cosa ha parato Marco Vascello in questo caso, servendo Franchu Garcia. Quindi in orizzontale per Alvaro Mesa, la conclusione, palla deviata e legno colpito dal Grosseto, il secondo di questo incontro. 13 e 10 i minuti giocati, 6 e 50 qui da giocare e vale dopo il primo tempo anche nel secondo un calcio d'angolo. È la cosa migliore per il Grosseto a quanto pare, la battuta e la zampata di Tony Hodas a 13 e 12. Certo che ora manovra con Tony Hodas, ancora l'autore del gol, sulla destra per Schettino che si accentra e poi conclude di sinistro, la ribalta in meno di un minuto il Grosseto. 6 e 07 da giocare, 13 e 53 quindi i minuti trascorsi dopo appena 41 secondi. Pordenone che passa dal 2-1 al 2-3. Quindi Jean Coren con la botta e la grande parata di Yakubian. Stendler che alza l'indirizzo di Langella. Attenzione qua, una grandissima parata di Yakubian a togliere dall'incrocio la sfera. Coren appena oltre la metà campo in possesso della sfera.
estendere ancora Jagubian, che negli ultimi minuti si sta ergendo a protagonista contro Tony Hodas. Va via il numero 9, conclude di destro, poi la sfera è ribattuta, ma c'è ancora Della Bianca e c'è un altro legno per il Pordenone, non particolarmente lontano dalla lunetta del calcio d'angolo. Stessa soluzione, Gergele per Della Bianca, poi il tocco per ancora in impreciso, c'è l'uscita di Vascello a salvare ancora una volta il Pordenone. Non è la prima volta in questo incontro. Questo pallone in avanti che ritorna però in possesso del Pordenone. Langella alla conclusione dalla distanza e la grande parata in tuffo. Langella intanto innescato dal numero 6, poi arriva Franciu Garcia a rubargli il pallone, protestano i giocatori del Pordenone, si continua a giocare però Franciu Garcia, siamo in superiorità numerica del Grosseto, in area Alvaro Mesa, la conclusione è il gol del 2-4. La finta sull'uscita di Marco Vascello e poi il put del numero 7 che si iscrive a tabellino quando sono trascorsi 18 e 26. Pordenone che prova ora, attenzione, però c'è Schettino a rubare palla a Della Bianca e a concludere per la quinta volta mandando la sfera alle spalle di Marco Vascello. Doppietta per il numero 5 della formazione ospite. Secondi che sfilano e Sirena che arriva a sancire questa vittoria del Atlante Grosseto che espugna 5-2 il Palaflora.